sai siamo riuniti, penso che tutti quanti siamo un gruppo di professori che siamo interessati al discorso della lingua friulana, della lingua minoritaria, e pensavamo che tu ci dessi là in questa giornata, in questo incontro, parlandoci di tutta l'esperienza della lingua e della cultura catalana, tutto quello che voi avete fatto a catalani in Barcellona per il riconoscimento, per la normazione della lingua e via di seguito, e anche la tua esperienza che a livello europeo e tutti gli altri contesti di lingue minoritarie. Va bene, volentieri risponderò se posso a tutte le vostre domande. Ok, la prima cosa, la domanda te l'ho già fatta già. Raccontaci un po' di tutto il vostro percorso. Tu sei stato addirittura imprigionato sotto Franco per il tuo discorso del riconoscimento dell'identità catalana, hai avuto un percorso personale, storico importantissimo, però a parte la tua figura professionale, mi piacerebbe sapere quali sono stati i passaggi normativi perché ormai il catalano è diventato la lingua che si insegna nelle scuole catalane, diciamo così. Va bene, è difficile fare un riassunto, ma tenterò di fare qualche visione sulla storia recente per capire l'attualità. Il catalano è una lingua millenaria come tante altre lingue romaniche come il friulano, è stata adoperata, abbiamo grandi scrittori già nel Medioevo, e poi è stata una lingua a livello ufficiale durante secoli, ma ha avuto un momento molto difficile soprattutto all'inizio di questo nostro secolo, nella prima dittatura. Noi abbiamo avuto due dittature, una negli anni 20, il catalano è stato vietato nelle scuole, e poi un'altra molto più dura nell'anno 1939 fino al 1975. Queste due dittature hanno vietato il catalano totalmente nelle scuole e anche in pubblico. Comunque, per fortuna, è stata un'esperienza personale nelle famiglie che si è conservato bene la lingua. Dal 1975, dopo la morte del dittatore e l'inizio del processo democratico, il catalano è stata prima di tutto una lingua riconosciuta come lingua dentro dell'insieme dello Stato spagnolo, una lingua che con il tempo anche è stata riconosciuta come lingua ufficiale in Catalogna, che ne ha dato già un livello molto più importante di quello che non aveva avuto prima, ma anche piano piano è stata introdotta nella scuola. Prima di tutto si parlava di fare del catalano una lingua per insegnare la lingua, cioè una lingua di insegnamento, e allora si facevano dei corsi di catalano. Ma subito si è visto che questo non era sufficiente se noi volevamo veramente una lingua normale, una lingua per tutti gli usi, a tutti i livelli. E subito si è capito che l'unico modo è fare che la lingua catalana fosse non soltanto una lingua di insegnamento, ma fosse una lingua tutto in catalano, cioè tutte le materie devono essere fatte in catalano per farla diventare la lingua comune e anche la lingua di inclusione sociale per tutti quelli che arrivano in Catalogna e non sanno il catalano. Qui per noi è stato già l'inizio quello che si chiama l'immersione linguistica a tutti i livelli, cominciando soprattutto nella scuola. Ora, tutti coloro che arrivano in Catalogna sanno certamente che la lingua di inclusione sociale è il catalano. Questo bisogna evidentemente prendere coscienza che non si tratta di una lingua in più, ma della lingua del popolo catalano, e se uno vuole diventare veramente catalano è una lingua per lui essenziale per diventare cittadino pienamente catalano. Evidentemente questo non è stato facile, non è stato facile anche farlo capire per molti catalani, ma soprattutto in uno Stato che era abituato a considerare tutti spagnoli, tutti con una stessa lingua e l'unica lingua che era lo spagnolo. Ma piano piano nella scuola si è introdotto questa idea: soltanto possiamo salvare la lingua nella misura in cui tutto si faccia in catalano. Allora va bene la vostra esperienza, mi sembra, perché è stato un recupero della vostra lingua, ma mi sembra che questo è tutto un processo, almeno lo vedo io dalla nostra esperienza catalana. D'accordo.
Sì, adesso cominciano gli interventi, poi te cosa che Rosalba. Sì. Allora Rosalba, che ti avevo parlato prima, è praticamente colei che coordina tutto questo progetto della lingua friulana nelle scuole superiori. Rosalba Penini. Allora, saluti al professor Argioni. Io vorrei sapere come sono stati strutturati i percorsi di formazione per i docenti di catalano all'inizio dell'introduzione della lingua catalana nella scuola. Se ci sono state resistenze da parte dei docenti e se le università hanno contribuito in maniera determinante al percorso di formazione. Sì, bene, è stato sì, è veramente un processo, ma noi abbiamo avuto, almeno per fortuna, a livello di insegnamento, perché molti professori erano professori delle scuole pubbliche in Catalogna, loro avevano coscienza della lingua. In questo senso non è stato molto introdurre il catalano perché c'era già una precoscienza dei professori. Quello che è stato più difficile è stato nella scuola privata. Nella scuola privata perché molte volte dipende dagli ordini del piccolo che non sempre sono sensibili a questo problema, ma pian piano si è introdotto anche nelle scuole private, ma questo è stato veramente un problema in qualche livello e ancora lo è, ancora non sempre è facile introdurre il catalano per tutte le scuole diciamo private, no? Quelle pubbliche è stato più facile, soprattutto perché i professori, anche quelli che avevano come origini, come lingua materna lo spagnolo, avevano dovuto accomodarsi per insegnare tutto il catalano. Grazie. Però una cosa che viene subito da chiederti, Aureli, no? Chiaramente l'esperienza catalana è molto diversa da quella friulana, voi siete una grande comunità con una grande città, noi invece siamo esiguamente e numericamente molto minori. Noi forse dobbiamo porci degli obiettivi diversi, magari di un mantenimento dell'identità culturale, di un insegnamento della lingua friulana a scuola, ma nel contesto di un insieme di lingue europee, in un contesto linguistico più vasto. Sì, questo è vero, non si può fare i paragoni tra la realtà catalana e quella friulana, ma bisogna tener conto, e questo molte volte non lo dimenticano, in questo momento sono quelli che sono nati fuori dalla Catalogna e che vivono in Catalogna sono di più di quelli che sono di origine catalana. Cioè, noi abbiamo un'immigrazione enorme, già negli anni 60 venivano da altre parti della Spagna, loro la lingua materna è lo spagnolo. Allora, questi hanno avuto dei problemi di adattamento. Soltanto che qui, questo senso positivo, qui per diventare, per scegliere nella scala sociale bisognava imparare il catalano. Il catalano era una lingua che ti dava più possibilità per avere lavoro, per progredire dentro la società. Noi abbiamo un problema adesso molto più grave, in questo senso l'integrazione è stata più facile negli anni 60 e 70, invece adesso in questi ultimi anni noi abbiamo aumentato in pochi anni di 1,5 milioni di persone che vengono di altri continenti. Questo è stato per noi un problema di integrazione, cioè la capacità di integrazione non è stato facile, soprattutto per quelli che vengono dall'America Latina, i maggioritari in questo momento, i quali parlano lo spagnolo. Poi devono fare uno sforzo per prima di tutto capire che si trova in un paese dove il catalano è la lingua ufficiale di questo paese e poi fare uno sforzo perché tutti noi parliamo lo spagnolo. Allora per loro non è facile accettare che bisogna imparare un'altra lingua. Ma pian piano questo mi sembra che la politica che hanno fatto i governi catalani sta sempre in questa direzione. Noi vogliamo sapere bene il catalano perché lo spagnolo lo parliamo molto più facilmente, perché il nostro ambiente chiede questa presenza dello spagnolo. Ma bisogna fare uno sforzo per integrare nella nostra vita sociale il catalano. Evidentemente questo non è contro rispetto alla lingua individuale di ognuno può parlare la lingua che vuole. In Barcellona in questo momento si parlano tutti i giorni più di 200 lingue, costantemente, perché abbiamo un'immigrazione che viene un po' dappertutto, ma la lingua di inclusione sociale è il catalano.
Quindi mi sembra che bisogna, in questo momento, in una società plurilingue, anche la vostra, un po' dappertutto in Europa, dobbiamo ripensare un po' le funzioni delle lingue. Noi abbiamo la lingua d'identità, per noi che è il catalano, una lingua che per noi, i rapporti fra noi, deve essere la lingua di inclusione, perché tutti diventiamo cittadini catalani, ma abbiamo altre lingue per altri usi, ad esempio per i rapporti con l'esterno, per noi è molto più utile lo spagnolo, anche ancora più utile a livello internazionale l'inglese, per esempio. No? E per noi è importante avere questa mentalità che le lingue hanno diverse funzioni. Un altro aspetto che per noi è molto importante è capire che noi non vogliamo essere bilingue, non siamo bilingue. Io sono monolingue, ma parlo altre. Questo all'università qualche volta dice no, voi catalani siete bilingue e questo è un grande dono che voi avete, un grande privilegio avere due lingue. No, io ho soltanto una lingua. Gli spagnoli non dicono che loro sono poveri soltanto parlano una lingua, loro parlano una grande lingua e con questo basta. E mi sembra che con una sola lingua in questo momento non basta per nessuno. Noi abbiamo diverse lingue, noi dobbiamo imparare diverse lingue, anche la politica europea ogni volta di più ci ha capito questo. Non dobbiamo diventare bilingui, perché bilingue vuol dire sempre che la lingua, una delle due lingue, è superiore alle altre. E il bilinguismo per noi è accettare in questo modo senza arrivare a approfondire cosa vuol dire bilinguismo e lasciare il catalano per lo spagnolo. Invece noi non vogliamo essere bilingui, noi siamo plurilingue. Io in questo momento vi parlo italiano, ma comunque vi parlo italiano perché per me è molto importante sapere diverse lingue per comunicare. Ma la mia lingua non è l'italiano, non è lo spagnolo, la lingua è il catalano. Io lo parlo benissimo perché alla scuola quando io ero giovane era vietato il catalano. Questo lasciamo a parte perché questo non è il caso. Ma comunque bisogna essere delle cose molto chiare. Se noi vogliamo veramente salvare la lingua non vuol dire altre cose che rispettare la propria dignità. Io sono catalano, non sono un'altra cosa che catalano, allora per rispettare la mia propria dignità e la dignità di quelle che qua portiamo per me deve veramente la lingua di tutti e per tutti. Allora, a partire di questo, quando abbiamo l'insegnamento mi sembra che è importante anche sapere, e questo lo fa anche l'Europa, almeno sapere tre lingue, perché una lingua non si incontra sulle altre, dobbiamo avere almeno tre lingue perché il bilinguismo sempre finisce con la vittoria della lingua più forte dello Stato. Anche voi sapete che l'italiano ha invaso tutto, noi abbiamo lo spagnolo che ha invaso tutto e perfino dopo cambiare di mentalità non è facile. Noi io amo molto lo spagnolo, una grande lingua, ma sono molto cosciente che non è la mia lingua. Perciò per il benefito del catalano, dell'insegnamento, scrivo in catalano, faccio tutto quello che io posso in Catalogna, in catalano. Quando parlo a Madrid, faccio tutto al mio sforzo a in spagnolo. Molto bene. È l'unica cosa che conosco in catalano, no? Perché pur avendo vissuto 15 anni lì, io non ho avuto occasione di impararlo. Senti Aurelio, tu sei toccato tanti punti interessanti, so che abbiamo approfittato del tuo tempo e non vogliamo approfittare oltre. Chiedo se ci sono ancora degli interventi da parte del pubblico, se qualcuno ha cosa da chiedere. Se no, ispettore, lei... Ma una domanda l'avrei, mi interesserebbe sapere se avete fatto dei paragoni con altre situazioni, perché la vostra situazione è abbastanza vicina linguisticamente. Sto pensando ad esempio ai fiamminghi valloni, dove invece la situazione è molto tesa. Avete fatto dei paragoni con queste altre situazioni internazionali? Sì, ma quando noi vediamo per esempio la situazione del Belgio è molto diversa da quella del catalano. In Belgio non sono bilingui e poi sono proprio coscienti che non sono bilingui, benché i Valloni, quando hanno avuto il potere, hanno introdotto l'idea del bilinguismo e allora tutti i fiamminghi dovevano imparare il francese. Ma quando hanno preso il potere,
hanno visto prima di tutto che nessun ballone sapeva il fiammingo, tutti i famigli sapevano del francese, perché loro dicevano se loro sanno già il francese perché noi dobbiamo imparare il fiammingo, perché tutti si capiamo. Hanno imparato che sono due popoli diversi, hanno lo stesso Stato e devono cercare un modo di vivere insieme. Difficile, perché dopo tanti anni, invece di creare delle connessioni, mi sembra che sono create di tutto di divisioni fra di loro. Ma questa è una situazione molto diversa dalla nostra. Noi abbiamo una presenza spagnola dentro della nostra geografia catalana che ha molto tempo. E mi sembra che qui almeno, tranne qualche episodio diciamo di difficoltà, qui mi sembra che c'è uno sforzo da tutte le parti per tentare di creare una situazione favorevole al conoscimento della lingua catalana e anche spagnola. No? Ma la cosa che a noi ci interessa, soprattutto pensando nel futuro, è che la gente che abita in Catalogna, cioè in un paese molto più piccolo, ha avuto molte difficoltà, anche ancora adesso ha delle difficoltà di svilupparsi, sia veramente la lingua che sia protetta, la lingua che ci permette di sentirsi del nostro popolo. Questo per noi è essenziale. Dopo ci sentiamo universali, ma noi non vogliamo cadere in questa idea che qualche volta dice perché conservare tante lingue quando il mondo ogni volta noi dobbiamo essere universali. Ma questo per noi almeno è un'idea completamente falsa. Siamo universali a mio avviso, e a nostro avviso, io credo che questa è una presenza abbastanza diffusa in Catalogna, perché sono catalano, io vedo il mondo attraverso la Catalogna e attraverso la mia lingua, leggo il mondo diversamente. Questo è quello che dà la ricchezza nel conoscimento del mondo. Questo essere universale non esiste. Noi non siamo molti che sono universali in Catalogna, cosa fanno? Parlano di spagnolo. Cosa vuol dire? Essere un po' più amabili dal punto di vista linguistico, ma non è essere universale, non essere quelli che noi siamo, essere un altro che noi non siamo. No? Questo veramente è un modo di capire l'universalità che non ha niente a che vedere con la ricchezza, con il rispetto alla diversità. Anche l'Europa, per fortuna, ha capito una cosa, che noi non cerchiamo l'unificazione attraverso una sola lingua o una sola cultura, noi cerchiamo l'unione rispettando la diversità. Io credo che questo è il grande diciamo, invenzione dell'Europa, conservare la differenza per essere uniti. Io si sono unito a te perché tu sei istinto a te e possiamo essere interlocutori. E questo mi sembra che quello che dà un senso alla società europea molto più diciamo, produttivo, molto più profondo che pensare come hanno fatto per esempio il modello francese e fare l'uguaglianza si fa tagliando la diversità. Ha fatto una sola lingua, una sola cultura e tagliando le lingue e le culture che esistevano e ancora esistono come in Francia. No? L'uguaglianza si fa soprattutto rispettando la diversità. Questo mi sembra il grande messaggio che può avere l'Europa per il futuro, anche per noi. Io difendo il catalano perché mi sento europeo. Difendere un'altra lingua non sarebbe essere europeo, perché non avere rispetto alla diversità. Va bene, Aurelio, ti ringraziamo tantissimo per la tua partecipazione, ci hai dato tanti spunti di discussione perché appunto abbiamo cominciato con le tue parole, adesso continueremo i lavori. Spero che è stato un riassunto molto rapido, bisognerebbe essere sempre molto più preciso, mi sembra avete visto un po' la visione che ho sulla lingua, le funzioni delle lingue e poi la difesa della propria identità. Certo. Grazie.